L'approvazione in sede di Commissione Bilancio alla Camera dell'emendamento che consente l'abbattimento dei cinghiali anche nelle aree protette nelle città per motivi di sicurezza stradale scatena il dibattito anche in Veneto, regione che è storicamente terreno di scontro sul tema dovuto alla coesistenza tra due fazioni, i cacciatori da una parte e gli ambientalisti dall'altra. Una distinzione che anche nella nostra regione si gioca lungo la linea tra la maggioranza e l'opposizione in Consiglio regionale. La prima soddisfatta per l'approvazione dell'emendamento, la seconda amareggiata e pronta a dare battaglia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 23 dicembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda la politica regionale, lo scontro sulla caccia ai cinghiali anche in città e nelle aree protette. Se da destra si parla di motivi di sicurezza, a sinistra e nella galassia ambientalista c'è chi parla di una scelta immorale. La maggioranza a Palazzo Ferrofini sostiene la decisione del governo. Naturalmente Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, dice i cinghiali vanno abbattuti, meglio se si possono mangiare. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, ma anche sul Gazzettino di oggi con il titolo Caccia ai cinghiali in città, Fratelli d'Italia non sarà il Far West, i Verdi ribattono e annunciano che daranno battaglia con la consigliera regionale Cristina Guarda, che è in vista della pianificazione regionale dichiara non è con norme che espongono l'Italia a una procedura di infrazione e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini che il problema può essere seriamente affrontato. Se la norma rimarrà così com'è, assicuro tutta l'opposizione necessaria di Europa Verde quando i piani di abbattimento regionali dovranno passare per il parere della Commissione Agricoltura. Allo stato delle cose è già difficile tenere a freno la smania dei cacciatori, figuriamoci quando saranno liberi di agire indiscriminatamente grazie a questa idea di Fratelli d'Italia. I leghisti della giunta Zaia invece plaudono al provvedimento. Non è un via libera indiscriminato alla caccia, è un'attività controllata selettiva ed è la risposta che le regioni chiedevano rispetto a un grave problema di sicurezza legato anche al diffondersi della peste suina. Queste le parole di Cristiano Corazzari, assessore alla caccia in Veneto. Anche Federico Caner della stessa idea, coordinatore nazionale degli assessori dell'agricoltura. Abbiamo più volte richiesto un'azione organica di contenimento della fauna selvatica ed in particolare del cinghiale e quindi una riforma del sistema di vigilanza. Bene quindi gli interventi per pianificare e gestire in modo più efficace la tutela faunistica e ambientale. Un dato sempre dal Gazzettino: ogni anno in Veneto sono 200 le segnalazioni di danni per oltre 400.000 euro causati appunto dagli ungulati. Ancora una dichiarazione di Gio Formaggio: giusto sparare a vista. La notizia anche sul Corriere del Veneto: sparo libero ai cinghiali, i cacciatori esultano, gli ambientalisti annunciano le barricate. I capi tra l'altro si potranno mangiare. I partiti sono divisi, scrive appunto anche il Corriere del Veneto, e c'è il caso dei Colli. La zona del Veneto più interessata dalla presenza dell'ungulato è infatti quella che coincide con il parco dei Colli Euganei, che alterna aree boschive e centri urbani. Ebbene, proprio in quella zona le regole previste dall'emendamento sono di fatto in buona parte già applicate. Quest'anno abbiamo abbattuto 2.300 capi, in alcuni casi anche a ridosso dei paesi, spiega il presidente del Parco dei Colli Euganei Riccardo Masin, che è anche presidente provinciale di Federcaccia. A occuparsene è il personale di Veneto Agricoltura, ma anche 110 cacciatori che sono stati autorizzati a sparare a cinghiali e daini. I capi abbattuti vengono poi portati al macello, mentre i cacciatori che partecipano al piano di contenimento ottengono in cambio fino a 5 esemplari all'anno. Focolai di peste suina si sono registrati a Roma, in Liguria e Piemonte, riflette Masin. Pensiamo a quali danni potrebbe causare all'economia se si verificassero anche qui. Montagnana con il suo pregiato prosciutto finirebbe in ginocchio. Purtroppo la sterilizzazione, sempre secondo Masin, non basta a fermare la diffusione dei cinghiali, l'unico sistema che funziona è l'abbattimento.
E poi c'è anche naturalmente l'aspetto del business economico. Masini infatti sta portando avanti un nuovo progetto, già dal prossimo anno speriamo di poter mettere in commercio i primi insaccati di cinghiale a marchio Colli Euganei. Dall'altra parte il WWF parla di una pagina vergognosa per la tutela dell'ambiente in Italia, perché è pericolosissimo prevedere la possibilità di cacciare in città e nei parchi. In queste ore poi lo scontro diventa soprattutto politico, è uno scempio etico e morale, attacca il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni perché autorizza a uccidere milioni di animali per compiacere le lobby venatorie ed espone l'Italia a procedure di infrazione dell'Unione Europea. Come abbiamo visto, sulla stessa lunghezza d'onda Cristina Guarda di Europa Verde, vicepresidente della terza commissione in regione, competente in materia di agricoltura. Se i cinghiali rappresentano un rischio per i cittadini, spiega Guarda, non è certo consentendo l'abbattimento indiscriminato di tutta la fauna nelle aree protette e nelle aree urbane che il problema può essere affrontato. Daremo filo da torcere quando i piani di abbattimento regionali dovranno passare per il parere della commissione. E appunto è già difficile tenere a freno la smania dei cacciatori, figuriamoci quando saranno liberi di agire indiscriminatamente. Insomma, sarà scontro ancora sulla caccia ai cinghiali in città e nelle zone protette anche in regione dopo l'approvazione dell'emendamento alla manovra di bilancio nazionale. Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Si parla ancora di trivellazioni in mare in Alto Adriatico, un botta e risposta tra il segretario del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella e la senatrice leghista Mara Bizzotto, entrambi veneti naturalmente. Il governo ha deciso di non ascoltare il Veneto, dice Andrea Martella del Partito Democratico. Le istituzioni territoriali e i cittadini sono state ignorate. Chiedevamo di avere voce, di partecipare alle scelte che ci riguardano. Al Parlamento non sarà consentito di affrontare il tema della subsidenza e della salvaguardia del Delta del Po. Con il voto di conversione di fiducia sulla conversione in legge del decreto aiuti quater, l'esecutivo Meloni ha fatto cadere in automatico tutti gli emendamenti, evitando così una discussione aperta e trasparente nel merito dei provvedimenti. Si parla appunto del via libera alle nuove trivellazioni in mare contenute all'interno del decreto aiuti quater. Questa che abbiamo sentito era la dichiarazione del segretario del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella, riportata dai quotidiani del gruppo Gedi. La richiesta naturalmente è quella di ripristinare il divieto di nuove trivellazioni tra Porto Tolle e la foce del ramo di Goro del fiume Po, una richiesta decaduta per effetto appunto del voto di fiducia da parte imposto da parte del governo sul decreto aiuti quater. È un palese tradimento delle legittime aspettative dei veneti, al tempo stesso evidenzia la finzione del tavolo tecnico, dice sempre Martella, la cui istituzione era stata chiesta dal presidente della regione Luca Zaia. Di fatto tutte le decisioni vengono prese a Roma senza consultare i territori. Con questo governo il peso politico della nostra regione e del suo presidente sono ormai ridotti alle dichiarazioni di facciata, conclude il segretario del Partito Democratico in Veneto. Pronta la replica della senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario della Lega al Senato, che dice: nell'ordine del giorno approvato al decreto aiuti quater il governo si è impegnato a istituire un tavolo di confronto sulle trivelle al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che coinvolga le amministrazioni territoriali interessate, venendo incontro alla richiesta della Regione Veneto e dei sindaci del Delta del Po. Questo passaggio verifica e certifica da parte dell'esecutivo la grande apertura al dialogo con i territori, già dimostrata in diverse sedi, che sarà utile al fine di approfondire i temi della sicurezza, della sostenibilità e della valutazione di eventuali criticità riguardo le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare. Naturalmente appunto questa la replica di segno opposto da parte della senatrice della Lega Mara Bizzotto. E c'è da dire che grande polemica c'è già stata sul tavolo tecnico, appunto ottenuto in qualche modo dal confronto tra il presidente della giunta regionale Luca Zaia e i ministri competenti in materia di trivellazioni, un tavolo tecnico che non sembra offrire sufficienti rassicurazioni al territorio.
Voltiamo pagina, parliamo ora di sanità. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe sui livelli essenziali riapre lo scontro sull'autonomia. La notizia sul Corriere del Veneto, ieri già qualche anticipazione in questo podcast. Cosa dice sostanzialmente la Fondazione Gimbe? Che il Sud è penalizzato per quanto riguarda la sanità, e lo si vede nella percentuale di adempimento cumulativo tra il 2010 e il 2019 dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con le regioni del Sud che sono tutte in fondo alla classifica. Troppe disuguaglianze regionali stridono con il principio di equità. Queste le parole del presidente della Fondazione Gimbe, molto chiare naturalmente, cioè se in Emilia-Romagna, che è al top della classifica, è rispettato il 93% dei cosiddetti LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni, o meglio ancora dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, e invece in Sardegna, dall'altra parte nel fondo della classifica, siamo solo al 56,3%, naturalmente c'è un problema. La risposta della Regione del Veneto, con gli assessori, consiglieri regionali della maggioranza, è sostanzialmente quella di dire: beh, che problema c'è, noi siamo più efficienti. I LEA, dice l'assessora alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin, sono la dimostrazione di ciò che ripetiamo sull'autonomia, siano da stimolo per far meglio. Insomma, il dibattito è sempre lo stesso, il problema non è l'autonomia ma sono gli sprechi e le inefficienze. Quando ci sarà l'autonomia con i LEP oltre che i LEA, tutti saranno spronati a fare meglio e in qualche modo si risolveranno così i problemi delle disparità regionali. Questa la tesi, che naturalmente non è verificabile, portata avanti dalla Lega in Regione Veneto. Ma parlando sempre di sanità e spostandoci sulle pagine del Gazzettino, c'è il caso dell'aumento straordinario dei costi proprio dentro la sanità veneta. Allora leggiamo il titolo: Coop nella sanità, faro della regione sui costi, meglio i turni extra. Di cosa stiamo parlando? Del piano del Veneto per il personale sanitario. Nel 2023 la spesa è salita a oltre 3 miliardi e 106 milioni di euro. In pronto soccorso ci sono 159 medici interni pagati 100 euro l'ora per coprire i turni mancanti, le carenze negli organici dei pronto soccorso. Ora il test sarà diffuso in altri reparti. Qual è il problema? È quello dell'esternalizzazione, che ora, secondo Palazzo Balbi, secondo la giunta regionale, dovrà essere utilizzata solo quando risultano vani gli strumenti ordinari di ingaggio. Cos'è successo? Degli 8.250 medici in servizio nelle aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto, solo 159 hanno accettato di svolgere turni extra in pronto soccorso a 100 euro l'ora. Ma le prestazioni aggiuntive restano comunque. Naturalmente bisogna coprire il pronto soccorso, e quindi queste prestazioni aggiuntive sono l'ultima arma con cui le ULSS possono cercare di combattere la carenza di camici bianchi. In attesa che arrivi al traguardo il concorso per 154 posti bandito da Azienda Zero, al quale peraltro hanno partecipato soltanto i 59, a fronte comunque di un fabbisogno di medici ben più elevato, il passo successivo è infatti costituito dall'oneroso ricorso alle cooperative. E qui c'è il problema: il fenomeno è esploso in tutta Italia e anche in Veneto. La regione ha acceso un faro. Le disposizioni per il 2023 in materia di personale, passate ieri al vaglio della Commissione Sanità, prevedono infatti che saranno oggetto di analisi e monitoraggio anche i costi riconducibili alle diverse forme di esternalizzazione. Insomma, esternalizzare ha un costo, e il costo è quello appunto dei 3 miliardi e 106 milioni di euro rispetto ai 2 miliardi e 991 del 2022. Insomma, un aumento sensibile di oltre 110 milioni di euro in un solo anno, e lo strumento delle
Esternalizzazioni naturalmente ha la sua incidenza. Gli esempi sono pressoché quotidiani, scrive il Gazzettino di oggi, l'articolo di Angela Pederiva. L'ultimo arriva dall'ULSS 1 Dolomiti, che dopo aver inutilmente tentato la strada dei concorsi pubblici e degli avvisi interni si è vista costretta ad affidare alla ditta Medical Line Consulting SRL il servizio di emergenza urgenza radiologica nel distretto di Belluno al costo di 1.380 euro al turno. C'è il rischio poi che i medici si licenzino per poi rientrare da gettonisti, perché naturalmente è conveniente, e quindi dalla regione un forte indirizzo rispetto che qualora fossero posti a base d'asta in porti orari, questi non debbano essere superiori ai 100 euro, in modo da non fare concorrenza rispetto agli incarichi interni. Insomma, un problema davvero grave che rischia di far esplodere, o meglio che ha già fatto esplodere, i costi all'interno della sanità, un problema nazionale su cui comunque anche il Veneto sta facendo i conti e ha acceso un faro. L'ultima notizia di oggi arriva sempre dal mondo della sanità, è una notizia di cronaca ed è piuttosto spiacevole. Leggiamo il titolo sul Gazzettino di oggi: violentava le pazienti stordite dai farmaci, arrestato infermiere. Succede a Cittadella, i carabinieri vanno in ospedale, un 39enne finisce in carcere, è accusato da 4 donne. Si parla di palpeggiamenti fra giugno del 2021 e maggio scorso durante le cure mediche. Gli accertamenti scattati dopo la denuncia di una malata, poi sono emersi altri 3 casi, scrive sempre il Gazzettino. Ci sono le dichiarazioni del direttore generale dell'ULSS 6, sospeso e spostato in un altro reparto senza contatti con il pubblico, ora fiducia nei magistrati. La notizia anche sul Corriere del Veneto: molestava le pazienti in ospedale, infermiere arrestato a Cittadella, almeno 4 i casi di violenza su donne stordite dai farmaci durante la degenza. Il primo assalto risalirebbe al 2021, ma i casi di violenza da parte dell'infermiere 39enne su almeno 4 pazienti incapaci di difendersi perché stordite dai farmaci durante la degenza in ospedale a Cittadella potrebbero essere di più. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e soprattutto delle buone vacanze di Natale, buone feste, buona fine, buon inizio. Sveglia Veneto torna l'anno prossimo, lunedì 9 gennaio 2023. Ancora grazie per l'ascolto da Jack Calcetto a tutte e tutti voi.